Allora, stasera ci abbiamo un po' di melanzane, 2 radicce di ciavai, cipollotti e fagiolini. Saranno contentissimi. La faccio un po' di polpettone. Bravo, sei sempre gentile. Ci mancherebbe, grazie a voi. Di questi tempi l'idea stessa di buttare via della merce è una cosa, uno spreco che non esiste, quindi aiutare chi è in difficoltà evitando di buttare via della roba che sarebbe perfettamente ancora cucinabile è sicuramente una cosa lodevole. Focaccia genovese, torte salate, pane e ancora frutta e verdura di stagione, uova e farina. Sono questi gli alimenti attraverso i quali si fa concreta l'opera di solidarietà dei commercianti di Casarza Ligure nei confronti di chi si trova in difficoltà. L'idea, lanciata dall'amministrazione comunale, ha incontrato le braccia e la disponibilità e l'entusiasmo della sezione locale della Croce Verde di Seste Levante. Da qualche settimana a questa parte, ogni giovedì sera, a partire dalle 19, alcuni volontari iniziano un giro che li porta a far visita alle diverse attività commerciali che aderiscono all'iniziativa Io, Voi, Noi, raccogliendo tutto ciò che per forza di cose andrebbe buttato via e che invece, perfettamente commestibile, viene portato alla vicina opera Madonnina del Grappa, dove a loro volta i volontari della realtà fondata da padre Enrico Mauri preparano i pasti per la mensa dei più poveri. È merce che non si può vendere il giorno dopo e quindi per buttarla via è ancora commestibile, quindi si può perfettamente mangiare e utilizzare. Beh, noi produciamo, quindi qualcosa avanza sempre, un po' lo dividiamo per noi, un po' lo usiamo come secco e a volte invece qualcosa buttiamo, è un peccato a volte buttare, se c'è qualcuno che perché anche portarlo non è una cosa semplice, se però come fanno loro una volta alla settimana passano e la ritirano, ben venga. C'è l'intenzione di ampliare, comunque rafforzare e consolidare questo servizio? Sì, assolutamente, stiamo cercando la collaborazione dei grandi commercianti, quindi dei grandi supermercati di Casarza Ligure. Nello stesso tempo abbiamo preso contatti con la ditta di ristorazione che lavora, diciamo, in loco, per avere la possibilità di avere anche il loro fresco da dare poi agli assistiti. Bene, grazie, ciao.